che siamo? Facciamo una prova, se vede se che siamo tutti. Oh! No, più forte. Oh! Oh! Vai in letto e suda! Sì, ora pronomi. Anche ieri ho fatto una serata a Villamonga e ci era più grintosi prima che passassi i dottori. Se che è un mixerista qua, mi sa che tra un po' il fischia ogni tanto sto microfono qua. Oh! Oh! Vai in letto e suda! Mettiti in molla! Boh, ciao amici, sono El Bifido, sono un ragazzo di oggi e penso sempre alla gnocca. No, dico gnocca perché sento, vedo mia perché so sbagliato di fare, ma sento che dei butelletti così almeno lei pensa che sia una roba da mangiare. Dio, ogni tanto un piattino si può neanche farlo. Allora, sono qua per parlarvi di alcune cose che può capitare a tutti. Aiutami a fare 1, 2, 3. Di più, 1, 2, 3. Ecco, qualcuno che scapperà da pissare, però c'è sia. Allora, sono qua per parlarvi di alcune cose che può capitarvi a tutti. Che possono essere bei, brutti, giovani, meno giovani, ricchi, meno ricchi, tutti quanti, ma è una roba che se vi capita invece non te l'auguro mia, e cioè quando la diarrea ti sorprende. Lì invece sul water siamo tutti uguali, non se ne scappa. Cioè, non so se vi è mai capitato, aspetta che guardo se vi è mai capitato che magari no, ti sei lì, bello, tranquillo, una sera come questa, no, un po' di freschetto, ti dici, quasi quasi mi fa una birretta, a un certo punto ti senti nella panza, tum! Vacca boia, ti dici, cagotto anni 70 con le sfrange. Vi è mai capitato? Vedo quelli che entrano a sentarsi, che mai capitato lui? Sì, per me che la faccia di uno che ha il water che chiede pietà, quelli. O invece, anche se la te capita non ti vedi futuro, era. Cioè, quando la te capita invece ti fai come la pubblicità del nuovo Moment, dice molli, cioè molli. No, veramente, non so se magari metti, butelletti, zitti se no vi metto in vibrazione, Silenzio. Mi dico che dov'è il mixerista? Fa un po' di fischi sto microfono qua. Comunque, metti che no, ti sei lì magari devo sposarti. Magari ti sei devo sposarti. Chi è che sa sposare adesso? È il principe Alberto, no? Sa sposare lui. Poveretto, un po' pensare, magari se l'emozione del momento, le là, tutto quanto, televisioni, tutto addosso a lui, e magari le sull'altare, e il prete che fa? Butelletti, e il prete che fa? Vous voulez principe Carlo sposare la qui presente gnocca, come si chiamava, Marlene, e lui magari tu provasse a farlo, so che dice, no padre, mi scappa di un pettelotto per pressione. Invece non te vedi futuro, te vedi sudorini. E tanti dice, cioè, che capita solo agli uomini? No, che capita, le donne magari, le che capita una volta all'anno e te fa una cucina componibile. Ma anche la donna, magari che ne so, la va da Intimissimi, da Calzedonia, buongiorno, volevo provare un perimeso, pronti. E dal perimeso, magari la va nella cabina lì di scambiamento, magari c'è l'aria condizionata, eccetera, a un certo punto che lì dentro, pum, s'affetto. Dove vetto farla? Perché li porti in diritto che guarda, scusi, sono difettati, con le ciappe strette, cioè, anche se te capita, no? Lei è una roba bruttissima. Magari ti capita che adesso te vai in ferie, adesso è il momento di andare in ferie, partenza intelligente, 2:30 del 2 agosto, c'è intelligente, intanto se ti parla che l'ora lì, barriera de mestre, chilometri davanti, chilometri di drio, ti si ferma in colonna, 40 gradi sotto in macchina, arriva qui della protezione civile, ti batte il finestrin, buongiorno, vuole una bottiglietta di acqua fresca? Sì, acqua fresca, 40 gradi in macchina, meno 20 la bottiglietta di acqua fresca, passa 20 secondi, dopo 20 secondi, pum, quell'ino non mi ha cagato anni 70, quella lì è la spina. E se ti capita, magari ti sei lì, se fossero fuori, arriva qui della troupe della Rai, toc, buongiorno, e tanto che è in colonna, ti dici, ma fa cagare per piacere. Allora, ok,
gli momenti brutti, gli momenti veramente brutti. In quei momenti lì potrei averti lì Belen Rodriguez nuda e ti dice, vuoi Belen Rodriguez o vuoi il water? Tu, prova e il water. E adesso capisco come mai che in giro certe gnocche da fuoco con certi cessi. O no? Per fare un esempio, mi sono domandato, ma che cagata che scappava Anna Falchi quando la si è sposata con Stefano Ricucci? Ve lo ricordi Stefano Ricucci? Dove vi piace Stefano Ricucci? Sarà mia bello, dai. Se uno non l'ha presente, domani va su internet, cerca con Google per immagini Stefano Ricucci, viene fuori Luca che ha un culo al posto del mento. E che ha un culetto piccolo, guardalo bene che ha un musetto piccolo. Che lì quando si fa la barba, si mette il miele dopo barba, si mette la pasta de fissare. E me lei che in un'intervista dell'epoca Anna Falchi ha detto, tra me e Stefano Ricucci è stato amore a prima vista. Che la vacca del mare. Come amore a prima vista? Ci siamo conosciuti a una festa. Vorrei essere stato a quella festa lì, se le feste di Maia Merda, vedo tutti. E Dio così. Arriva Anna Falchi, la vede Stefano Ricucci. Oh Stefano Ricucci. Piacere Anna, piacere Stefano. Interessante Stefano, che lavoro fai? Se lui avesse detto, lavoro a Lamia, separo il secco dall'umido, i pannolini smerdati dagli sguzzi di uovo. Ma Savare se ne innamora a prima vista secondo te? Dai, fammi una carità. Oh, coso? È il cantante, come si chiama? Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio è quella gnocca ISO 9001 della Anna Tatangelo, che adesso che la si è rifatto le tette le chiama la Tetangelo. Cioè, ma secondo te, se Gigi D'Alessio invece di essere un cantante affermato e famoso lavorava fuori dall'autogrill, se vince, se perde, se vince, se perde, serve un'autoradio, otto le stecche di Melbourne, otto che ti sbiancheggia la casa, che ti pisce in mu, otto che ti tira su una parete a malta fina col fratton. Ma Savare se l'è innamorata a prima vista che è quella lì, dai. È bello che ha detto la Tatangelo l'ha fatto successo perché ti dico che Gigi D'Alessio. Figurati adesso che è anche davanti. O coso? Signora come si chiama? Bambino, signora come si chiama il marito di Costanzo? Come si chiama? La De Filippi, anche la De Filippi è suo marito. Anche quella lì la pissa col copo era. Oh, e il Verona a volte saranno come uomo immagine, come Bettarini, del Bove. Beh, se Costanzo invece di essere un presentatore così affermato e faceva il fruttarolo, che salpa una patata col butto, secondo te andavano con una come la De Filippi, dai. Adesso vuoi il parere delle donne. Donne, Briatore. Vi piace Briatore? Qualcuno che dice di sì Briatore? Sì, butterei di figurati. No, perché qualcuno dice sì Briatore, affascinante un cazzo. Se Briatore invece da Verga è billionaire, in Sardegna a Gavella Rullotto dal Foia, quando ven fuori dalla discoteca, la Gregoracci non se ne faceva mia, se invece da Verga lo yacht in Sardegna e Gavel Carotto ai Pioppi, a Peschiera, la Naomi Campbell la vedeva sul giornale come tutti noi, o no? È bello che l'estate scorsa che ha sequestrato lo yacht, ve lo ricordi? L'estate scorsa Briatore che ha sequestrato lo yacht e la Gregoracci, poranima, in un'intervista l'ha rilasciato queste parole. Da quando ci hanno sequestrato lo yacht, il mio bambino seita a piangere. No, effettivamente che era scritto in italiano. Da quando ci hanno sequestrato lo yacht, il mio bambino seguita a piangere. E il Gabriele 2 mesi in boccia, 2 mesi. Ma secondo te piange lo parlo yacht? Perché ti ha sequestrato lo yacht? Ma non sa che il pannolino che era che ti ha cagato. Oh no, dai! Grazie.